Tanto vi diamo il benvenuto a questa conferenza. Oggi sentiremo qualcosa di estremamente interessante perché ci fa vedere la relazione che esiste tra ambiente, animali e territorio, una relazione che però è molto antica. E quindi il nostro docente, il nostro relatore di oggi, che è il professor Stefano Schiaparelli, ci parlerà di zooarcheologia, che è un argomento non molto conosciuto, ma estremamente interessante e intrigante. Il professor Schiaparelli è docente di zoologia all'Università di Genova, è prorettore per le biblioteche, per i musei, scusa, per i musei, non estendiamoci troppo, per i musei, ed è anche direttore del Museo Nazionale dell'Antartide, della sede di Genova. È un ricercatore che ha alle sue spalle studi in Antartide, ma non solo, e di vario tipo, di vari argomenti, con pubblicazioni a livello internazionale su riviste specializzate di alto livello. Direi che non aggiungere altro e lasciamo la parola al professor Schiaparelli, che sentiamo con estrema curiosità. Grazie, quello è libero, si trova. Buonasera a tutti, grazie per essere venuti. Questa chiacchierata riguarda, come è già stato citato durante l'introduzione, una disciplina particolare che è la zooarcheologia. In sostanza è una disciplina trasversale che combina l'archeologia e la zoologia. In estrema sintesi si occupa dello studio dei resti faunistici che vengono trovati negli scavi archeologici, quindi normalmente i resti umani, i cocci, i vasi, le armi e qualunque altra tipologia di materiale e di competenza degli archeologi. Quando si trovano resti animali, questi vengono dati allo zooarcheologo, che di fatto è semplicemente uno zoologo in grado di riconoscere questi frammenti più o meno piccoli di organismi. Talvolta, se fortunati, si trova l'organismo intero. Dal punto di vista tecnico, la disciplina mira a fornire delle informazioni specifiche su quelle che sono delle attività particolari del contesto sociale che ha prodotto questi resti, e quindi può dare informazioni su quelle che sono le attività economiche, la caccia, guardando le specie che vengono a trovarsi negli scavi, sulla domesticazione di alcune specie che compaiono di punto in bianco, diciamo, nella storia dell'uomo, ovviamente tutto quello connesso all'agricoltura, all'allevamento, fino ad arrivare poi a studi più sottili, i riti funerari, le usanze, le credenze del tempo, che ovviamente riversavano parte dell'immaginario negli animali che circondavano queste popolazioni di uomini, fino ad arrivare poi allo studio dell'organizzazione sociale, dove come vedremo poi anche un esempio proprio di questi giorni, di uno scavo effettuato a Berenice, informazioni, diciamo, anche inaspettate sugli usi e costumi delle popolazioni antiche, che ovviamente in alcuni casi abbiamo anche testimonianze scritte, ma soprattutto nella preistoria non abbiamo informazioni scritte, o comunque, anche se c'è la potenzialità di avere informazioni scritte, non è detto che gli usi e costumi venissero registrati in qualche forma, quindi noi ci perdiamo fette intere di storia. Il termine può essere, diciamo, visto cioè esiste in due versioni, l'archeologia e la zooarcheologia. In realtà sono la stessa cosa, semplicemente in ambito americano si utilizza più l'archeozoologia, la zooarcheologia, scusate, l'archeozoologia invece è un termine più utilizzato dagli europei, però il termine è stato coniato nel 1865 per definire questa figura ambigua, trasversale tra archeologo e zoologo, quindi un archeologo si occupava anche di resti animali. Quindi ovviamente sono solo, diciamo, di differenti denominazioni, ma il concetto è quello di appunto occuparsi in maniera trasversale di tutte queste informazioni che possono essere desunte dallo studio dei resti. E la zooarcheologia ha sofferto di quello che è stato definito un ritardo del paradigma, perché per tanti anni ha semplicemente accompagnato gli studi archeologici dando delle informazioni aggiuntive che erano un po' la lista della spesa, la lista della biancheria, quindi c'era un elenco di specie animali che erano state trovate, ma non si andava oltre, quindi non si cercava di capire perché fossero state trovate lì, quale fosse la funzione di queste specie animali. Questo concetto ovviamente è cambiato, questi sono, diciamo, livelli di analisi di decenni fa. Adesso la disciplina mira a
aggiungere, a dare tantissime altre informazioni che gli altri elementi di uno scavo archeologico non possono dare. Fondamentalmente il campione archeozoologico è costituito dai materiali che sopravvivono al tempo, quindi normalmente si parla di strutture dure, di resti faunistici che in qualche modo hanno attraversato tutte le varie fasi di perdita di informazioni che vedremo tra poco, e quindi guardando gli esempi tra vertebrati e invertebrati sicuramente abbiamo ossa e denti, che sono materiali robustissimi, che hanno facilità a giungere fino a noi anche attraversare le decine di migliaia di anni. Casi eccezionali in cui abbiamo mummie e corpi congelati. Qui abbiamo l'integrità del campione, quindi abbiamo organismi interi, si pensi a quelli che adesso continuano a venire fuori con diciamo, le alterazioni climatiche, che continuano a scoprire nel permafrost, diciamo, produrre resti di faune dell'era glaciale, e poi tutta una serie di altri elementi come gusci di uova, peli, unghie, corna, becchi, scaglie, qualunque elemento più o meno robusto, anche di materiali differenti, che può sopravvivere, diciamo, all'interramento per un certo periodo di tempo. Negli invertebrati anche qui abbiamo esoscheletri ed endoscheletri, in alcuni casi abbiamo strutture molto compatte, tipo i coralli o le conchiglie, che hanno estrema facilità a arrivare fino ai nostri giorni. Fondamentalmente si parte da uno scavo, un punto di partenza, quindi una zona che viene interessata da un'attività archeologica. Abbiamo poi un'altra fase che comporta il recupero degli elementi, e qui ci sono 1000 variabili da tenere in considerazione, quindi a seconda della tecnica che viene utilizzata il campione finale sarà più o meno ricco in resti. Sottolineo questi aspetti perché stiamo parlando di elementi talvolta si possono definire accessori alla parte principale della sepoltura, soprattutto nel passato erano visti un po' in secondo ordine rispetto ai resti umani o agli elementi più preziosi di una sepoltura. E le tecniche che poi possono essere utilizzate comportano quello che è il punto di arrivo, cioè l'insieme di resti faunistici. In questo caso fa venire un po' il mal di testa perché sono resti molto piccoli, difficili da attribuire così di primo acchito a una specie in particolare, quindi riconoscere anche proprio solo da quale osso provengono diventa difficile. E quindi in sostanza quando si ha questo cumulo finale di elementi bisogna cercare di capire se derivano da accumuli di resti alimentari, quindi gli avanzi dei pasti. Ovviamente gli animali venivano macellati, cucinati come viene fatto tuttora, e poi gli scarti vengono buttati in aree specifiche, che sono quelle che poi gli archeologi possono trovare dopo tanto tempo, oppure sono semplicemente il resto di pasto di animali, quindi si trovano in zone che sono della stessa epoca, dello stesso momento storico in cui si trovano anche le sepolture, ma non hanno origine umana, però possono avere un'origine completamente naturale, oppure possono essere un deposito naturale accumulatosi per vari eventi, ad esempio piene di fiumi o altri eventi ad alta energia che accumulano animali che vengono intrappolati da questi eventi in zone specifiche e come tali vengono poi trovati. Quindi abbiamo tutta una serie di situazioni che portano a una progressiva diminuzione della quantità di informazioni disponibili. Quindi partiamo dall'alto dove abbiamo le popolazioni animali nel loro ambiente, quindi abbiamo tanti individui delle varie specie, noi questa fotografia non ce l'abbiamo, non possiamo riavvolgere il nastro del tempo fino ad arrivare a quel momento e fare una fotografia. Dobbiamo cercare di capire dai resti che troviamo quelli che erano le faune di allora e quello che era il pool di specie che l'uomo poteva utilizzare. Poi abbiamo da quell'elemento in alto fino all'ultimo, dove arriviamo al campione, quello un po' frammentato che abbiamo visto, tutta una serie di perdite di informazioni. Quindi questi organismi potevano ad esempio essere smembrati dall'uomo, quindi gli animali potevano essere uccisi nella zona dove venivano catturati, smembrati sul posto, e l'uomo tornava a casa con le parti che gli interessavano, si portava dietro tutta la carcassa, e quindi poi gli scarti dell'attività umana riguardano solamente una parte, una frazione delle ossa di queste specie che invece erano ovviamente integre quando vive, ma smembrate dall'uomo. Poi abbiamo tutta un'altra serie di processi, adesso non entro nei dettagli, che diminuisce progressivamente la quantità di informazioni disponibili fino ad arrivare a appunto quella frazione ridotta di informazioni che lo zooarcheologo si deve trovare ad affrontare.
Quindi partiamo dai processi generali, quelli biotici che riguardano la disponibilità di specie nell'ambiente che l'uomo ha imparato a sfruttare, quindi l'uomo si è interfacciato con le specie animali e vegetali che vivevano nello stesso ambiente, ha imparato a sfruttarle. Arriviamo poi a un'altra serie di processi che sono quelli connessi proprio alla morte degli organismi, quindi in questo caso un po' triste, abbiamo un organismo intrappolato in una pozza da cui non potrà uscire, quindi il scheletro in futuro verrà ritrovato all'interno di questa cavità naturale, oppure abbiamo, come ho raccontato prima, lo smembramento da parte dell'uomo che macella le specie in situ per portarsi a casa solamente gli elementi che servono. Qui abbiamo possibili contaminazioni, possiamo avere trasporto di elementi ossei, ad esempio da parte dei rapaci notturni che rigurgitano le parti non digerite in grotte che erano anche frequentate dall'uomo e quindi si alternano alle ossa prodotte dall'uomo, ai resti faunistici prodotti dall'uomo. Quindi abbiamo una contaminazione continua di elementi ossei prodotti dall'uomo con elementi che invece si accumulano per vie naturali. Oppure possiamo avere le iene che, ad esempio, trasportano all'interno di grotte o comunque in zone specifiche parte di preda da finire di mangiare e quindi queste parti poi si accumulano all'interno di grotte. Poi abbiamo un'altra serie di processi che sono legati proprio alla putrefazione dell'organismo. Se questo organismo, ad esempio, non viene utilizzato in toto o in parte dall'uomo o comunque le parti che vengono scartate possono subire uno smembramento ad opera di organismi organismi spazzini che vanno a mangiare le carcasse. Quindi abbiamo tutta una serie di passaggi, ognuno dei quali richiede un certo periodo di tempo, che porta allo smembramento della carcassa e quindi alla perdita di connessione anatomica tra le ossa. Quindi l'ultima parte a sparire sono poi i legamenti, quindi a quel punto abbiamo che le ossa possono essere disperse nell'ambiente in tanti pezzettini, non più in connessione anatomica, quindi diventa difficile capire l'organismo, capire quanti organismi fossero presenti nell'ambiente, quindi il numero di informazioni diminuisce. E in quest'ambito abbiamo anche tutte le alterazioni delle ossa legate ad esempio alla masticazione, quindi abbiamo tanti organismi che si alimentano di carcasse, possono triturare le ossa, masticarle e quindi ridurre ancora l'informazione e ovviamente l'uomo tra tutti è quello che fa più scempio diciamo degli animali, soprattutto quelli che vengono cacciati per essere macellati, quindi per ottenere della carne vengono smembrati. C'è tutta una parte di archeologia che si chiama archeologia sperimentale che si occupa proprio di capire quelle che erano le tecniche primitive di preparazione delle carcasse, di smembramento delle carcasse, quindi con strumenti litici simili a quelli che devono essere in uso un tempo, a seconda del momento che devono cercare di studiare, vengono fatte queste macellazioni sperimentali per cercare di vedere quali segni vengono lasciati sulle ossa. Questa è una delle informazioni importantissime perché per gli archeologi. Quando si trovano delle ossa con dei segni, dei tagli, delle incisioni, si capisce che lì è intervenuto l'uomo per tagliare tendini, tagliare muscoli, quindi disaggregare, smembrare la preda. E quindi ci sono proprio studi statistici che fanno vedere il numero di tagli e la posizione e da questo si riesce a desumere la tecnica utilizzata per macellare la preda. Poi abbiamo delle situazioni in cui troviamo solamente parti di organismi, ad esempio nei sacrifici rituali venivano selezionate parti specifiche che venivano poi offerte e ci sono esempi particolari, ad esempio del culto tipo questo di Katal Uyuk in Turchia in cui le teste di bovini, di tori venivano cementate addirittura all'interno delle case, creando tutte queste ambientazioni particolari dominate dalle corna dei bovini e quindi questa era la parte simbolica che era di interesse per l'uomo e come tale veniva inserita all'interno delle abitazioni. Poi abbiamo altri processi che riguardano il destino degli elementi ossei quando vengono ricoperti dal sedimento, secondo la tipologia di osso più o meno spugnoso, più o meno compatto, del pH del sedimento, quindi tutte le situazioni al contorno possiamo avere una disgregazione, una dissoluzione delle ossa, oppure processo contrario, una mineralizzazione, quindi le ossa si robustiscono e quindi come tali hanno più facilità ad essere trovate.
E poi abbiamo ancora altri agenti, altre situazioni in cui gli elementi ossei, faunistici, ritornano alla luce, tornano in superficie e possono ulteriormente essere sparpagliati e distribuiti. Immaginiamo che resti faunistici seppelliti riemergano e vengano dilavati dall'acqua, vengono ulteriormente sparpagliati. Fino a concludere con le operazioni fatte dagli zooarcheologi a seconda della dimensione del setaccio, la setacciatura a secco o in liquido e quindi a come viene frazionato il campione, il numero di informazioni che abbiamo può variare enormemente. Tanti organismi, tipo i pesci, possono avere degli elementi ossei più piccoli rispetto ai mammiferi, soprattutto quelli di media e grossa dimensione, quindi se la dieta è basata su pesce e noi utilizziamo, la faccio semplice, diciamo come esempio, una maglia troppo grossa del setaccio, perderemo una quantità impressionante di elementi ossei e quindi avremo un numero basso di informazioni rispetto a quelle che il campione ci potrebbe dare. Fino ad arrivare all'ultimissima parte, che è la gestione del campione archeozoologico, e questo è successo tante volte nel passato. Siccome è visto un po' come un campione di serie B in alcuni casi, non si perdeva molto tempo a mettere i cartellini, gestirlo bene, quindi alcuni di questi campioni hanno perso un po' del loro significato scientifico perché non sono più studiabili a distanza di tempo, quindi vengono un po' tralasciati rispetto ad altri campioni di tipo archeologico. E quindi, a seconda di come vengono gestiti, trasportati, conservati, si può avere un'ulteriore perdita di informazioni legata alla frammentazione del campione che quindi perde ancora ulteriori possibilità di essere studiato. Quindi queste sono diciamo, le sfide a cui l'archeozoologo deve prestarsi per cercare di lavorare su un campione e ovviamente a seconda degli organismi che vengono trovati possiamo avere differenti gradi di mineralizzazione. In alcuni casi, tipo le ossa, fosfato di calcio, delle strutture molto molto resistenti, quindi facilmente conservabili e studiabili. In altri casi, ad esempio strutture tipo la cheratina che forma gli astucci delle corna, i becchi, gli artigli, le scaglie dei pesci, ha più difficoltà a conservarsi e quindi la perdiamo, quindi non ce l'abbiamo come informazione. E alcuni esempi, oltre alla carne che ovviamente viene utilizzata, alcuni elementi ossei da sempre hanno avuto un'attenzione incredibile. Ad esempio quello che viene chiamato l'osso del cannone, che in realtà sono i metacarpi o metatarsi, quelli evidenziati qua in rosso, sono, diciamo, la foto in alto a destra fa vedere dove sarebbero, diciamo, localizzate queste ossa, avessimo anche noi un cannone dato dalla fusione in sostanza dei metacarpi e dei metatarsi. Sono delle ossa che si prestano già come design, come forma, a creare degli strumenti specifici, ad esempio dei punteruoli o degli scalpelli. Quindi, al di là della carne, queste ossa venivano tenute in maniera selettiva per essere ulteriormente lavorate e produrre tutta una serie di strumenti. Non c'era plastica, in alcuni casi si parla di età antecedente all'età dei metalli, quindi questo era il materiale duro che era a disposizione per lavorare pelli, fare altri lavori. Quindi i cannoni potevano essere facilmente incisi anche con strumenti di pietra, divisi nelle due metà che in realtà si sono fuse a livello embrionale, e una volta che si ottengono queste due metà si possono creare degli scalpelli efficacissimi o dei punteruoli molto molto utili, con pochissimo lavoro. Quindi a seconda di come veniva preparato questo elemento osseo, si aveva tutta una serie di facilitazioni nel lavorare altri materiali. In alto a sinistra, uno di questi elementi ossei viene utilizzato come scalpello con un mazzuolo di legno per creare un buco in una tavola di legno. Quindi, dato che il materiale è molto duro, questo si prestava in maniera molto facile a essere utilizzato in questo modo, fino ad arrivare a pattini da ghiaccio. Ne hanno trovato uno poche settimane fa, quindi animali che hanno un osso di questo tipo sufficientemente lungo. Questo è stato modellato in maniera tale da tenere una superficie piatta, si vede la punta con un forellino dove è stata messa un'asola in qualche modo per legare il piede. Questo veniva utilizzato dalle popolazioni nordiche per muoversi sul ghiaccio. Poi arriviamo ai palchi dei cervidi. E qui, immaginando questi utilizzi, queste funzioni, abbiamo tutta una serie di strumenti potenziali, quindi da un singolo palco
tagliato, frammentato in modi differenti, abbiamo già tutta una serie di impugnature naturali che possiamo utilizzare per gestire degli oggetti. E in questo caso abbiamo che il palco è stato forato, quindi c'era qualcosa di inserito dentro, non lo sappiamo, non è stato trovato, però era chiaro che è stato infilato qualcosa. In alcuni casi venivano praticati dei fori quadrati, in questo caso stiamo già parlando di età del rame, quindi utilizzavano degli scalpelli di rame per creare dei buchi nel palco per inserire parti che poi alla fine erano manici di legno, e quindi c'era la lavorazione del palco con asce di rame per creare degli ulteriori punte, lame a forma di scalpello, e con queste lame meno nobili ma ugualmente efficaci si poteva, esempio, incidere il legno e quindi lavorare pali con tutte le forme possibili e immaginabili. Quindi questi erano i materiali d'allora. Il rame, anche se l'età del rame non è che fosse in quantità incredibile, quindi costava una fatica incredibile trovarlo, per quanto fosse facile lavorarlo, però non era un materiale economicamente facile da utilizzare, e quindi i materiali che aiutavano anche nell'età del rame erano ovviamente le ossa, i palchi e quindi tutto questo, diciamo, questa serie di strumenti in altre tipologie di materiali differenti dal rame. Altra funzione importantissima, ne abbiamo tantissimi campioni anche al DISTAV, presso l'Università di Genova, era l'immanicatura delle asce in pietra. Quindi in realtà qui c'era già un design e una conoscenza della meccanica delle forze non da poco, perché c'erano delle asce di legno, quindi un manico molto lungo, all'interno del quale veniva infilato uno spinotto in corno, all'interno del quale veniva infilata l'ascia in pietra. E tutto questo serviva a assorbire il colpo e a non spaccare il legno in sostanza, perché tutto comportava una lavorazione di svariate ore, quindi poi dare due colpi d'ascia, avere l'ascia rotta e inutilizzabile ovviamente non era un qualcosa da perseguire. Con questo trucco sono riusciti a far sì che la pietra non andasse a colpire direttamente il legno, quindi non spaccasse in due col lavoro, e quindi permetteva un utilizzo più efficace di questi strumenti di pietra. Altre testimonianze, proprio solo esempi: questo è un osso piatto dove sono stati visti tutti questi buchi e serviva semplicemente da supporto per appoggiare sopra la pelle e fare i buchi per poi cucire la pelle. Quindi hanno esaminato tutti i buchi e hanno in sostanza interpretato questo osso come un supporto per questa tipologia di attività. Aghi in osso, anche qua per cucire le pelli o comunque per instradare qualunque fibra vegetale all'interno di un tessuto o comunque di una pelle. Le ossa sono anche qui un materiale facile da lavorare. Vi sono tante ossa piatte lunghe che permettono la creazione di aghi di grosse dimensioni, e qui un elenco che riguarda praticamente tutto il mondo, il Nord America, l'Asia, l'Europa. Abbiamo serie infinite di aghi di tutte le forme, dimensioni, piatti cilindrici con buchi di varie dimensioni per supportare fili di cuoio, fibre vegetali, e quindi gli esempi sono veramente infiniti. E fino ad arrivare all'utilizzo, anche qui, svariate migliaia di anni fa, quindi qui stiamo parlando di 35.000 anni fa, l'utilizzo dell'avorio, quindi un materiale che era, diciamo, disponibile, ma anche qua non comunissimo, per fare gli strumenti con significati precisi. E questo lavoro, che è uscito da poco, del 2024, quindi pochi mesi fa, ci fa capire che già nel Laurignaziano venivano intrecciate le fibre vegetali per creare delle funi robuste, di grosse dimensioni. Noi le funi non possiamo trovarle nei resti archeologici perché non si conservano, sono fibre vegetali, però questo elemento specifico, questo è quello che è stato trovato, ha impresso all'interno dell'oggetto stesso, vedete questi segni, queste spirali, l'usura legata dalle fibre. Quindi gli archeologi hanno
cercato di ottenere tutte le informazioni possibili e immaginabili, comprese microfibre presenti ancora sull'oggetto, ma soprattutto questa struttura spiralizzata era inizialmente difficile da interpretare e da capire. Sono poi riusciti a... vediamo se... Ok, grazie. Questo è l'utilizzo dello strumento, quindi vi c'era... È andato, saltato. Ok, perfetto. Quindi già fa vedere la cooperazione tra 4 differenti persone. 3 che arrotolavano le fibre in una direzione, l'altra che teneva le 3 fibre insieme e girava la cima o la fune in direzione contraria, e questo è quello che, diciamo, succedeva anche pochi decenni fa quando venivano fatte le funi a mano, quindi niente di differente. Però qui stiamo parlando di 35.000 anni fa, quindi sono almeno 35.000 anni che facevano le funi in questo modo. E tutto questo ce l'ha svelato un pezzo di avorio che è stato studiato in maniera specifica dall'archeologi. Quindi, come potete vedere, la dimensione non è piccola della fune che viene. Poi ovviamente gli archeologi e gli archeobotanici hanno studiato le fibre presenti, quindi hanno ristretto una rosa di poche specie, quelle che devono essere le fibre vegetali a disposizione. Se guardate in alto, la persona aggiunge una fibra a quelle già presenti, quindi possono diventare praticamente infinite queste funi. E lo strumento serviva semplicemente a ordinare le fibre e arrotolarle nella direzione giusta. Quindi questa è una cosa unica, e le impressioni che ha lasciato fa capire quanto l'abbiano usato. Quindi è stato scavato l'avorio per delle fibre vegetali, poi alcune sono molto tenaci e resistenti, quindi scavano facilmente, però questo è quello che è successo. A me è capitato in Australia di vedere un aborigeno creare con le fibre di pandano una cordicella. Ci ha messo veramente 3 minuti, ha fatto una cordicella da 20 centimetri, robustissima, quindi poteva fare la corda di un arco in 10 minuti di, di lavoro. Sono veramente bravissimi. Tutto quello che vi ho raccontato, adesso non sono andato nei dettagli, non vi ho detto dove sia stato raccolto, no, però è una serie di studi che riguardano un po' tutto il mondo, però anche a casa nostra abbiamo testimonianze di questo tipo. Don Niccolò Morelli era un sacerdote, fino all'Ottocento aveva, diciamo, scarpinato in lungo e in largo, soprattutto il ponente Ligure, per esplorare zone dell'entroterra, soprattutto grotte, e è riuscito a mettere insieme una collezione incredibile di reperti archeologici. Tra l'altro li ha illustrati tutti con acquarelli da lui prodotti nel 1888 in un testo che è un manoscritto che è andato inizialmente disperso, poi è riemerso nel mercato collezionistico qualche anno fa, è stato recuperato, acquistato dal Ministero, adesso è presso la Biblioteca Universitaria di Genova. C'è anche il video su YouTube che vi può far vedere così la raccolta della storia, è brevissimo. Comunque è stato poi pubblicato un libro con le riproduzioni di questi disegni, però nel 1901 fece un'altra pubblicazione dove illustrò alcuni di questi reperti che riguardano proprio le grotte liguri, quindi di casa nostra. E questo reperto oggi ve l'ho portato, non quello originale, però l'abbiamo rifatto proprio per uso didattico. Quindi questo è in scala 1:1 esattamente il reperto trovato da Morelli. Quindi questo è un palco di cervo con un'ascia in pietra verde infilata all'interno. Quindi posso... Sì, 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 sì. No, questa qui specifica è giadeite, ma spessissimo quelle più, diciamo, più buone erano eclogiti, perché erano quelle più dure, diciamo. E questo era uno strumento di piccole dimensioni che serviva per fare ritocchi, cioè non lo sappiamo, però comunque data la dimensione permetteva di fare lavori di fino, sicuramente su legno.
Se volete vederla come modello 3D avete la possibilità di inquadrare il codice QR e abbiamo riprodotto i reperti originali che abbiamo, più queste che sono ovviamente riproduzioni, però fatte fare in maniera identica all'originale da una ditta che si occupa appunto di creare queste riproduzioni. Potete vedere il modello 3D direttamente, se ve lo lascio ancora. Quindi avete le due opzioni, sia vederlo dal vivo che vederlo. No, questo è finto, l'originale è al Museo di Pegli. Questo è identico cioè i materiali sono veri, è fatto identico all'originale, però ovviamente non potrei portarlo così con questa tranquillità, non sarebbe possibile. Però come potete vedere, è uno strumento molto utile. Il design, so come dire, è perfetto per essere inquadrato. E qui le tavole sono veramente tantissime nell'opera di Morelli. Abbiamo poi punzoni di vario tipo, quello che chiamano pugnali. Comunque la funzione era quella di pungere, forare, pelli, non sappiamo esattamente quale fosse la funzione. Abbiamo anche qui cannoni di varie specie foggiati a punta, a formare lame, a punzonature varie, quindi c'è proprio una serie infinita di elementi ossei di questo tipo, compresi elementi appuntiti che probabilmente erano montati a formare degli arpioni per catturare i pesci. Quindi anche in Liguria abbiamo una testimonianza incredibile di resti archeogeologici con tutte le funzioni che sostanza vi ho avanti per piacere, sì. Poi abbiamo degli elementi che in realtà non vediamo come resti faunistici, ma possiamo intuire. La carne ovviamente sparisce, questa è facile da immaginare come destino, veniva utilizzata per l'alimentazione, però c'è un altro materiale importantissimo che è dato dai tendini. Era un materiale che era estremamente ricercato e tanti dei tagli che noi vediamo in realtà possono essere ricondotti al fatto che venissero estratti e tagliati i tendini, soprattutto quelli di grosse dimensioni. E infatti diciamo, gli arti possono essere smembrati in varie parti. Qui ci sono differenti tendini, ognuno collegato a un muscolo differente. Qui c'è l'osso di cui abbiamo già parlato, il cannone, e ognuno di questi tendini può essere utilizzato o diciamo bollito per creare una specie di colla, oppure sfibrato, quindi una volta che viene tagliato, questa è diciamo, una simulazione dell'operazione, sono facili da individuare diciamo, sotto la pelle, quindi una volta che vengono tagliati si recuperano proprio come elementi integri di una certa dimensione, ed è un materiale unico il tendine perché si può asciugare, portare in giro. In alto a destra avete dei tendini asciugati, questi possono essere poi colpiti, martellati, sfibrati, sfilacciati, e vengono fuori questi elementi particolari. Se vengono ribagnati, questi permettono di essere arrotolati, ad esempio, attorno a una punta di freccia, e asciugandosi si tendono. Quindi rappresentano non è un collante, perché il collante poi poteva essere messo tra legno e selce, tra legno e punta della freccia, ma rappresentano un ulteriore sistema per ancorare un elemento alla punta della freccia. E noi sappiamo che venivano utilizzate a questo scopo perché tante frecce, non queste qua in realtà della foto, questa un pochino di più, si vede in questa zona qua, hanno degli incavi. Questi incavi erano quelli che venivano utilizzati per far passare i tendini degli animali. Quindi questo è un altro elemento utilizzato. Per quanto riguarda gli invertebrati, anche qua qualche esempio velocissimi. Abbiamo coralli, soprattutto il corallo rosso, che ancora adesso è un materiale ricercato, di pregio, costoso, ora come allora, e le conchiglie soprattutto. Il corallium sappiamo che veniva utilizzato perché è stato trovato in tanti contesti di scavo. È un invertebrato, ha questo scheletro minerale rosso molto compatto, duro, quindi cioè, non ve lo devo descrivere, immagino lo conosciate tutti, quindi è un materiale che si presta anche alla lavorazione, è caratterizzato quando è fresco da una scultura molto particolare, quindi quando il corallo è vivo ha questo aspetto. Questa è una fotoscansione, queste sono foto fatte allo stereomicroscopio, però ha tutta una serie di concavità che corrispondono alla posizione dei polipi, e comunque ha questa struttura evidente a strie.
E il corallium noi sappiamo che era ricercato, uno perché l'abbiamo trovato, e due perché esistono anche delle interpretazioni o comunque dei disegni che dovrebbero raffigurare pescatori di corallo. E questo è un disegno un po' dibattuto che è stato trovato a Santorini, è un affresco, pardon, e si vede questo scoglio con queste strutture appese sotto lo scoglio, e questa è esattamente la posizione del corallium. Il corallium si trova normalmente sotto tetti di roccia, quindi è a testa in giù in sostanza, non cresce come un rametto orientato verso l'alto, ma cresce all'ingiù. E quindi questa rappresentazione sembrerebbe proprio far vedere dei ragazzi in apnea, degli uomini in apnea che vanno a raccogliere il coraglio. Di sicuro viene utilizzato, perché qui a sinistra avete un frammento delle rene candide, quindi anche qua nostra regione, con un foro in alto, quindi era inserito come elemento di un pendaglio attaccato a un abito, e in questo caso la struttura del corallium è completamente liscia. Quindi questo poteva essere un pezzo di corallium trovato in spiaggia, quindi il mare poteva averlo già un po' lavorato. A destra invece avete un esempio che arriva da Lecce, penisola salentina, e avete tutta la struttura integra che vi ho fatto vedere prima. Quindi in questo caso questo pezzo di corallium non è stato lavorato dal mare, non è stato lisciato, è stato utilizzato così com'era. Come sia stato raccolto non lo sappiamo, quindi probabilmente in passato c'era molto più corallium rispetto a quello che conosciamo adesso, quindi magari si trovava anche in acqua più bassa, però di sicuro questo non è un frammento che sia stato lavorato dal mare, quindi è stato trovato così com'era, o staccato in qualche modo, o era un corallium fossile che in qualche modo si sia poi trovato in superficie. Anche questo ovviamente col buco, quindi anche questo utilizzato come ornamento. Il corallium aveva una diciamo, distribuzione e utilizzo molto più ampio di quello che si immaginava in passato. Il problema è che abbiamo capito da poco che il corallium col tempo, soprattutto con i millenni, perde il famoso colore rosso. E quindi tanti degli ornamenti che una volta sono stati interpretati come avorio in realtà sono di corallium lavorato, ma non più rosso. E quindi vanno tutti, diciamo, reinterpretati con strumenti che permettono di capire il materiale al di là del colore. Altro utilizzo delle risorse marine, in questo caso per alimento, può essere fatto risalire direttamente all'uomo di Neanderthal. In questo lavoro è uscito poco più di 10 anni fa, vanno indietro di 150.000 anni nel individuare l'utilizzo di risorse marine in questa zona del sud della Spagna, nel mare di Alboran, dove hanno trovato migliaia e migliaia di mitili, cozze, in sostanza, che venivano raccolti in mare e portati all'interno delle grotte, ovviamente mangiati e poi buttati come scarto. Fino ad arrivare poi all'utilizzo ornamentale delle conchiglie, e qui non basterebbero 4 ore per raccontare tutti gli esempi, quindi farò solamente alcuni esempi. Questi sono tutti esempi delle rene candide, quindi abbiamo molluschi tipo le cipree che possono essere trovati spiaggiati, quindi qui non era, diciamo, necessario immergersi, quindi probabilmente erano tutti materiali raccolti in sostanza sulle spiagge. In alcuni casi sono stati lavorati, quindi i frammenti sono stati in qualche modo lisciati, modificati, in altri casi semplicemente è stato creato un foro per essere appesi alle collane o ai vestiti. Abbiamo gli occhi di Santa Lucia, che questi presenti in tutte cioè in tanti contesti preistorici. Abbiamo gli spondili, conchiglie che potevano essere lavorate, date anche le grosse dimensioni, a formare anelli di vario tipo, quindi è difficile magari capire dalla una forma di questo tipo l'origine o la specie che ha dato così i materiali per creare questo ornamento, però sta appunto all'archeologo trovare gli elementi per attribuire a queste parti scheletriche un'origine precisa. Qui abbiamo un insieme di denti di cervo, conchiglie, quello sopra è un osso di seppia completamente lavorato e si riconosce bene dalla striatura, quindi anche le seppie sono state utilizzate, vedete gli ossi di seppia spiaggiano in maniera molto frequente e semplice, quindi sono tutti materiali a disposizione in maniera assolutamente facile. Poi abbiamo i pigmenti, la porpora, quindi altri organismi che sono stati utilizzati dall'uomo per produrre la porpora sono i murici di almeno 3 specie,
e si calcola che per produrre pochissimi grammi di tentura fossero necessari 12.000 molluschi. Infatti dove venivano utilizzati erano queste montagne di gusci, di conchiglie abbandonati, e anche un certo, diciamo, odore quando queste fabbriche erano in funzione, perché il pigmento si forma con la macerazione delle carni, quindi era un procedimento, diciamo, abbastanza di impatto. Era talmente costoso questa tipologia di preparazione che si riservava solamente a le persone di più alto rango, le tuniche in porpora, e in tutti i casi in cui ci sono arrivate tracce di colore, le statue riportano, le statue, diciamo, di divinità importanti avevano questo colore porporino delle tuniche, che era, diciamo, uno status symbol di allora. E poi ovviamente la madreperla che rimaneva. Adesso vi parlo di un altro processo, perché finora vi ho raccontato l'utilizzo di resti faunistici come tali, quindi ossa prese, ma l'uomo ha fatto molto di più nella propria interazione con gli organismi che si è trovato intorno durante la sua avventura. Questo ha portato alla domesticazione, quindi alla, diciamo, convivenza con l'uomo di specie che prima si trovano solamente allo stato selvatico. La domesticazione ha riguardato sia specie animali che specie vegetali, e ho messo, diciamo, una delle primissime specie che l'uomo ha domesticato, il cane, e quindi abbiamo le tracce di domesticazione che vanno indietro fino ai 31.000 anni fa. L'ultima specie domesticata è la renna, circa 1.000 anni fa. Qui in mezzo poi abbiamo un po' di tutto, abbiamo miglio, manioca, peperoncino, cioè in questa carrellata abbiamo piante e animali che nel tempo sono stati in sostanza utilizzati dall'uomo. La domesticazione comporta la modificazione della forma nelle piante, negli animali anche del comportamento, e ad esempio nelle piante si parla di wild crop relatives. Sono le piante, diciamo, antesignane, capostipiti, che hanno poi, dopo una serie di trasformazioni e selezioni operate da parte dell'uomo, si sono in sostanza trasformate in specie differenti, che però sono quelle che conosciamo noi. Questo, non so se l'abbiate mai visto, è il teosinte, e in sostanza l'antesignano del mais. Quindi noi adesso siamo abituati a vedere queste pannocchie con una quantità incredibile di grani. In realtà il teosinte aveva questa struttura molto semplice, con pochissimi elementi utili all'uomo. L'uomo, selezionando quegli individui che casualmente presentavano più, cioè un numero maggiore di elementi a lui utili, non conosciamo le forme intermedie, siamo arrivati in sostanza a produrre tutte queste infinite varietà. Basta andare poi a qualunque mostra di scambio di semi, eccetera, si trovano varietà infinite di qualunque vegetale, soprattutto quelli attuali. La prima persona però che si è occupata in termini, diciamo, scientifici e moderni del processo di domesticazione è stato Darwin. Darwin ovviamente ha focalizzato la sua attenzione per decenni sulla teoria dell'evoluzione, e gli servivano prove per capire questa modificazione che interveniva a un certo punto nelle specie. E quindi abbiamo quest'altra opera di Darwin nel 1868 che fa proprio il punto della situazione sulla domesticazione di piante ed animali. Darwin ebbe il merito di approfondire col suo metodo scientifico di allora, ma modernissimo rispetto a tutti i suoi colleghi, dal punto di vista sperimentale, tutto quello che osservava, e quindi spese una quantità di tempo incredibile nello studiare le varietà, le razze formate dall'uomo. Quindi tante delle caratteristiche che adesso diamo per scontate nelle varietà domestiche sono state, diciamo, catalogate e comprese da Darwin in primis. Questo esempio è il piccione che conosciamo tutti, Columba livia, è una specie che aveva nella parte più scura, quella colorata più scuro, rosso più carico, l'areale originale, la parte invece più chiara in rosa è l'areale attuale, quindi è stata esportata praticamente in tutto il mondo, ma è caratterizzata anche dall'avere una quantità di razze incredibili. Non sono comunissime da vedere, però ci sono mercati ancora oggi apposta per la vendita di tutte queste varietà. Ci sono le varietà di polli, di conigli, ci sono anche quelle di colombi, e queste erano tutte varietà che erano state scelte per... Sì, adesso poi ho tolto delle foto perché ce n'erano tante, alcune che hanno delle escrescenze carnose attorno agli occhi che oggettivamente sono brutte, però sono delle varietà che sono state selezionate per quelle caratteristiche
strane e preponderanti, quindi questo ha un piumaggio, un collo molto gonfio, poi anche le piume molto lunghe lungo la parte terminale degli arti, quindi questa serie di caratteristiche ha creato una di queste varietà di Darwin. In sostanza la domesticazione, adesso andando poi a alcune definizioni un pochino più recenti, e riguarda non solo gli animali ma anche un processo che ha riguardato proprio l'uomo, cioè con la domesticazione l'uomo ha smesso di essere un parassita, diciamo, dell'ambiente, ma è diventato un agricoltore, un allevatore, quindi si è affrancato diciamo, dall'aleatorietà dell'ambiente, creandosi delle risorse che poteva gestire in autonomia a prescindere da quelle che fossero le variazioni ambientali. Quindi è un processo che ha condizionato gli animali, ma ha condizionato completamente l'economia dell'uomo. E tutto questo ha portato a un'altra cosa un po' curiosa, quella che si chiama la sindrome da domesticazione, che è l'ultima parte di questo intervento, che va a toccare quelle che sono le basi scientifiche del processo di domesticazione, che ha introdotto delle variazioni non da poco negli animali. Gli animali normalmente si trovano come animali selvatici, quindi vivono non in contatto con l'uomo, sono organismi che hanno paura dell'uomo, quindi hanno la propria esistenza non all'interno della società umana, e questa paura dell'uomo deriva dal fatto che comunque sono stati in contatto con l'uomo e quindi hanno in qualche modo conoscenza dell'essere umano e se ne guardano bene in sostanza dall'avvicinarsi. Quindi questo è il classico animale selvatico che si può trovare. Quando questi animali entrano in contatto con l'uomo scappano, quindi sono animali che non si fanno vedere. Animali però che non abbiano proprio mai avuto contatto con l'uomo, in sostanza non scappano dall'uomo. Questo mi è capitato più volte di vederlo in Antartide con pinguini, foche, e incontrati così ci si può arrivare a pochi centimetri, praticamente non scappano, non hanno alcuna paura. Alcuni di questi hanno fatto una brutta fine, tipo il dodo, che è stato cacciato, estinto dall'uomo. Questa è la volpe di Darwin, è una specie di volpe che viveva in Belize, in un'isola specifica, e Darwin l'ha uccisa con un colpo del martello da geologo, praticamente, perché riuscì a avvicinarsi talmente tanto che poi la catturò dandogli una martellata in testa. La volpe era distratta, diciamo, da tutte le attività dei marinai sulla spiaggia, quindi era lì che stava guardando curioso tutto quello che succedeva, però non ha avuto paura, Darwin si è avvicinato e l'ha ucciso in questo modo. Quindi questa è, diciamo, la situazione, paura o non paura dell'uomo, però stato selvatico. Poi abbiamo due differenti processi. Uno è l'addomesticamento, che però riguarda semplicemente i singoli individui. Quando nella popolazione di animali ce n'è qualcuno che può in qualche modo entrare in contatto con l'uomo, può abbattere quella barriera che lo farebbe scappare e l'uomo quindi stabilisce un contatto con questo singolo individuo. Questo è un processo estemporaneo che comunque ha preceduto quello che è la propria domesticazione, quindi il passaggio poi a una specie allo stato domestico. Passare allo stato domestico significa cambiare completamente l'ecologia di una specie che dipende dall'uomo per il cibo, non è più diciamo, in sintonia con i cicli riproduttivi delle specie che vivono in stato selvatico e quindi ha un'ecologia, una biologia che è completamente modificata. Quindi l'addomesticamento è la prima parte del processo, la domesticazione è la seconda parte, quando una specie, diciamo, entra proprio in contatto con l'uomo. In questo esempio c'è una foto degli anni 20 fatta a Giaveno, vicino a Torino, si vede una volpe qui sotto, però la volpe non è una specie domestica, è una specie ancora selvatica che occasionalmente può essere magari allevata dall'uomo se trova magari un cucciolo portato in casa, però questo singolo esemplare viene addomesticato. Quando abbiamo la domesticazione vera e propria, c'è un processo che entra in campo che è quello del founder effect o l'effetto fondatore. Cioè l'uomo seleziona alcuni organismi in base a delle caratteristiche e queste caratteristiche riescono a fissarsi in una popolazione molto più velocemente. In sostanza qui avete una popolazione iniziale con delle caratteristiche rappresentate da due colori differenti, poi abbiamo che se una parte di questa popolazione rimane isolata, possiamo avere ancora una coesistenza dei due caratteri, però a un certo punto
dopo alcune generazioni solamente alcuni di questi caratteri sopravvivono, quindi questa micropopolazione sarà molto diversa rispetto a quella iniziale e soprattutto questi caratteri che sopravvivono dopo poche generazioni non si possono più diluire con gli altri perché questa popolazione non viene più messa in contatto con quella madre, quindi diciamo, gli elementi rossi, qualunque essi siano, non entrano più a far parte di questa popolazione. Questo capita naturalmente quando una parte di popolazione per motivi biogeografici rimane isolata da un pool più ampio di individui. L'uomo di fatto fa esattamente questa cosa, la fa però in modo artificiale, quindi seleziona alcuni individui, li fa vivere con sé e questi individui da un certo punto in poi prenderanno una via differente rispetto al resto della popolazione selvatica. Questa è come se fosse la specie domestica e questa è come se fosse la specie selvatica, quindi qui avete caratteristiche differenti. Le motivazioni della domesticazione sono tantissime, quindi ci possono essere dei vantaggi legati al possesso dell'animale in quanto tale, che possono essere il rango sociale, testimoniato dal fatto che ci sono degli animali di un certo tipo vicino a alcuni membri del gruppo, possono essere scambiati, possono essere semplicemente mangiati. Quindi ci sono varietà di cani che sono state selezionate, ad esempio col pelo corto, semplicemente perché erano più facili da gestire nel momento in cui andavano cucinati e preparati per la cucina. Quindi abbiamo tutta una serie di utilizzi particolari. Quando si innesta parte del processo di domesticazione, si parla di modificazione culturale in realtà bidirezionale, perché sicuramente gli animali vengono modificati nella loro ecologia, nei loro ritmi, ma anche gli umani vengono modificati nella loro quotidianità dalla presenza di questi organismi. Qui avete un caso di una popolazione dell'Etiopia che basa tutta la propria esistenza sulla presenza di bovini, da cui estraggono il sangue creando delle incisioni con delle frecce. Il sangue viene bevuto, cioè per una delle zone dove non c'è tanta acqua, quindi questo oltre l'apporto diciamo di nutrienti serve anche a così semplicemente l'integrazione dei fluidi fino ad arrivare a manifestazioni ancora più complesse e difficili da comprendere, che l'insufflazione vaginale, che servirebbe a stimolare la lattazione. Quindi qui abbiamo una modificazione comportamentale pesante da parte dell'uomo, tutta in funzione dell'ecologia dell'animale. Quindi quando si parla di bidirezionalità, questo fosse l'esempio più pesante e che si può mettere sul tavolo. In alcuni casi la modificazione culturale, cioè alcuni ricercatori contestano l'utilizzo del termine per gli animali, quindi lo circoscrivono, il termine culturale, agli umani, però queste sono diciamo, opinioni in cui non entro. Per raccontarvi gli effetti della domesticazione parto dall'animale che tutti conosciamo, il cane. E il cane è diciamo, il prodotto più di successo diciamo, della domesticazione da parte dell'uomo, è sicuramente quello più antico, quindi andiamo indietro di 30.000 anni. E qui arriviamo a alcuni aspetti che più o meno conosciamo tutti, quindi queste immagini queste altre che farò vedere faranno sorridere probabilmente tante persone. Chi ha avuto un cane, come me, sono cresciuto con una cagnetta, quindi era piccolina lei, ero piccolino io, quindi per 15 anni abbiamo giocato insieme e reciprocamente sapevamo cosa l'altro pensasse, quindi eravamo abbastanza in sintonia, quindi è facile entrare in sintonia con un cane. Vi sono però tanti problemi nomenclaturali. Qui vedete Canis lupus, lupus verso Canis lupus familiaris, che sarebbe la forma domesticata, oppure Canis lupus versus Canis familiaris senza sottospecie. C'entro poi tra un attimo, però anche qui la definizione di cosa sia una specie e cosa sia una sottospecie è molto sottile, difficile da fare. Di sicuro per quanto riguarda i cani abbiamo informazioni canidi, abbiamo una serie di fossili abbastanza cospicua, vi sono tante specie estinte che però sono state comunque ritrovate e studiate dal punto di vista morfometrico di datazione. Il Canis lupus, quindi la specie attuale, è stata preceduta da altre specie che hanno in comune alcune caratteristiche morfologiche e gli archeozoologi qui fanno delle analisi sulle tracce che vengono ritrovate, soprattutto i crani, che sono molto informativi dal punto di vista morfometrico per quanto riguarda dimensioni, proporzionalità e possibile dieta, quindi vengono ricostruiti gli animali del passato partendo da questi crani.
Tra l'altro l'Italia è uno dei paesi dove sono dei fossili chiave per capire questa lunghissima storia evolutiva, e in lavori fantastici, bellissimi, questo è del 2022, ricostruiscono 800.000 anni di storia diciamo, dei canidi europei, quindi andando indietro proprio alle basi della conoscenza. Quindi hanno messo insieme tutti i reperti raccolti in varie zone d'Europa, quindi con varie specie, tutte studiate dal punto di vista morfometrico, quindi tutti i denti, le proporzioni dei vari elementi, e hanno ricostruito in maniera dettagliatissima quella che è stata l'evoluzione con variazioni climatiche non da poco, quindi passiamo da foreste, steppe, savane, quindi chiaramente 800.000 anni hanno visto varie variazioni climatiche, e le specie si sono adattate di volta in volta a queste variazioni. Quindi adesso abbiamo delle fotografie molto complete di quello che è stato il panorama iniziale. Arrivando alla specie attuale, il Canis lupus, queste sono tutte le varietà o sottospecie, come riportate in questo lavoro, che conosciamo. Questo è il Canis lupus familiaris, cioè quello che abbiamo adesso nelle nostre case, però tutte queste altre sono forme selvatiche di Canis lupus. Qualche dettaglio così si vede un po' meglio: questo è il lupo, la versione italica, la sottospecie italica, in basso a destra, e qui avete gli altri elementi con il Canis lupus familiaris che vi ho già citato. Questo è l'aspetto sostanza della sottospecie nostrana, quella diciamo selvatica, quindi è bellissimo. Si diciamo, riconosce da tanti elementi. Il problema ce l'abbiamo nelle forme domestiche, perché qui avete un mini set di crani, di cui solamente questo corrisponde al lupo, questo è il pastore tedesco, tutti gli altri avete bulldog, chihuahua, tutte le altre razze canine dove vedete la modificazione enorme della forma del cranio. Quindi qui come se avessimo, sono tutte sottospecie, non sono razze, perdono, neanche sottospecie, ma avevano una modificazione enorme delle proporzionalità dei vari elementi. Quindi com'è possibile che da un cane di questo tipo si arrivi a delle forme che in alcuni casi si stenta quasi a definire simili al lupo, perché sono dei cani di diciamo, forma e proporzioni completamente e dimensioni completamente differenti. In realtà questo è semplicemente l'effetto della domesticazione, cioè l'uomo in tutti questi casi ha selezionato le caratteristiche specifiche. In questo qui il Canis familiaris maltese, questi vengono già citati da Plinio, erano dei piccoli cagnolini che le signore romane, le nobildonne romane, si portavano dietro in braccio, quindi sono stati selezionati proprio perché erano piccolini, erano diciamo gestibili e portabili in giro, avevano una certa portabilità, diciamo così, e consentiva, non c'erano i salotti, però consentiva a queste nobildonne di esibire questi cani. Però c'è una sorpresa che vi racconterò tra poco. Quindi in sostanza dal Canis lupus iniziale abbiamo area geografica per area geografica sviluppato tutta una serie di razze canine. Adesso si possono comprare razze sviluppate in qualunque parte del mondo, però anche la storia delle razze ha una geografia ben chiara e specifica, quindi adesso possiamo prendere qualunque tipologia di razza comprandola, però alcune sono state sviluppate in Medio Oriente, altre in America e così via. Quindi arriviamo a tutta questa tipologia di razze canine che sono state selezionate solo per l'utilizzo umano, soprattutto estetico. Ma perché l'uomo si è diciamo, specializzato nell'utilizzare i cani? Uno, per l'ecologia dei cani stessi, cioè hanno da sempre aiutato l'uomo a catturare le prede, ma anche perché c'è stata una facilità di comunicazione tra il cane e l'uomo. Questo è legato al fatto che i cani hanno una struttura sociale gerarchica ben stabilita, quindi c'è l'elemento alfa, che è quello dominante che domina tutto il gruppo. Non è che è detto che sia quello più potente dal punto di vista fisico, ma sicuramente è quello che gestisce, prende le decisioni in sostanza, quindi il leader, il capo. E poi c'è tutta una serie di livelli gerarchici, beta, delta, omega, che hanno funzioni differenti, quindi sono individui che aiutano il gruppo, fanno da guardia, aiutano nella battuta di caccia, e hanno tutta una serie di interazioni all'interno di questa piramide sociale. L'uomo si innesta in maniera molto semplice perché la codifica di comportamenti naturali che avvengono all'interno di questi gruppi è
facilmente interpretabile anche da parte dell'uomo, e quindi atteggiamenti di difesa, sottomissione, tutta l'altra serie di posizioni che denotano stati particolari sono, diciamo, ricostruibili, comprensibili dall'uomo. L'uomo quindi si è inserito all'interno di questa gerarchia sociale dei cani, diventando l'elemento alfa. Quindi il cane riconosce nell'uomo il ruolo di leader, il ruolo di padrone. E quindi in tutte le interazioni con i cani, di fatto quello che stiamo facendo è prendere la posizione alfa della gerarchia. Quindi i cani ci vogliono bene, diciamo così, perché vedono comunque in noi l'elemento dominante in questa gerarchia. Poi abbiamo tutta una serie di caratteristiche, ad esempio il sorriso obliquo del cane, che stimolano ancora di più la nostra empatia nei confronti di questa specie, che è molto diversa da noi dal punto di vista morfologico, però riusciamo anche noi a trovare una sintonia enorme con questa specie, con questo organismo. E quindi il cane ci ha accompagnato in sostanza per 30.000 anni, lo troviamo nelle rappresentazioni rupestri, lo troviamo nei mosaici di Pompei, lo troviamo nelle sepolture. Quindi quando un cane viene trovato vicino a uno scheletro di una persona, di un umano, è facile pensare, o perlomeno diventa pesante e forte l'indizio che questo cane fosse caro al padrone, e che quindi siano stati seppelliti insieme perché in sostanza erano legati da un certo rapporto affettivo. E la scoperta curiosa che vi avevo prima accennato è legata al fatto che hanno trovato un accampamento romano a Berenice, nel Mar Rosso, dove c'è il pallino rosso, e hanno trovato un pet cemetery, quindi un cimitero di animali domestici in sostanza. Quindi all'interno vi sono individui di grosse specie di grosse dimensioni, ma cosa curiosa, anche cani, tipo quelli lì piccolini maltesi che abbiamo visto prima, quindi cani che erano lì non per utilizzo bellico o per la caccia, ma semplicemente per una finalità estetica di compagnia. Il problema è che questo accampamento non era un accampamento di signore romane, ma di soldati romani. E quindi è venuto fuori questo nuovo indizio che anche i centurioni, per quanto soldati bruti, eccetera, si accompagnassero e divertissero con cani di questa tipologia. Quindi allora era diciamo, un'usanza più ampia, più frequente di quello che avevamo immaginato fino a un certo punto. Però i romani ovviamente utilizzavano anche cani da battaglia. C'era il famoso Canis pugnax, che è diciamo, una sottospecie o comunque una varietà, una razza che non è giunta ai giorni nostri, si trova ancora raffigurata in alcune testimonianze di statue o di raffigurazioni varie, e da questa razza probabilmente sono derivati il Molosso, il Bulldog e il Mastino, cioè i cani più robusti che noi possiamo utilizzare, che sono quelli che hanno anche vari utilizzi. Cioè, pesanti anche d'attacco. I cani sono stati utilizzati in guerra nel passato come in epoca recente. Quindi qui abbiamo del bassorilievi assiri, dove si vedono dei cani utilizzati per la caccia, e questo è addirittura l'adattamento bellico attuale dei cani, che hanno tutta una serie di strumenti tipo mascherine, imbraghi di tutti i tipi per portare strumenti, e si lanciano con i paracadute insieme ai soldati. E questi cani hanno tutta una serie di funzioni legate all'olfatto, ad esempio, per riconoscere esplosivi o attività di questo tipo. Quindi abbiamo i cani molecolari, questi noti ai più, permettono di riconoscere la presenza di insetti, il cui stato di conservazione versa in pessime condizioni, quindi sono difficili da osservare, bisogna essere lì nel momento in cui magari fuoriescono dal tronco, cosa impossibile da fare. Il cane però è addestrato a riconoscere la presenza, e quindi fiutando il legno in cui queste specie sono presenti riesce a trovarlo. Idem per la xylella fastidiosa, anche qui i cani molecolari permettono di riconoscere la specie. Poi sono stati utilizzati per trovare il denaro nascosto e così via. Quindi qui l'uomo, oltre alla compagnia, ha utilizzato anche questa caratteristica, cioè il fiuto dei cani. Per capire come i cani entrano all'interno delle società umane c'è un esempio fantastico, quello degli aborigeni australiani. In sostanza in Australia
I cani sono stati introdotti solamente 3.500-5.000 anni fa da diciamo, nomadi asiatici che si sono spostati in Australia, ma in Australia c'erano già gli aborigeni, c'erano da 50.000 anni, però non c'erano dei cani. Gli aborigeni li hanno da subito adottati, hanno modificato pesantemente anche le loro abitudini. Qui in basso a sinistra vedete una donna che sta allattando 2 cuccioli di cane, quindi quando parlavo di questa diciamo, modificazione bidirezionale abbiamo degli elementi, degli indizi abbastanza pesanti sul fatto che l'uomo si adatti alla presenza dell'animale. E qui la storia è complessa, adesso cerco di accelerare sul racconto. Il cane australiano si chiama dingo, ma il dingo cos'è? È un canis lupus, è un canis dingo, canis lupus dingo? C'era proprio un problema di attribuzione perché, come ho detto prima, sorvolando un po' velocemente, definire una razza o un qualcosa di differente dalla specie in qualche modo, c'è lo strumento gerarchico per farlo, ma è difficile se non si hanno dati molecolari. Alla fine, per caratterizzare il dingo, hanno fatto questo studio molecolare e hanno visto il grado di purità del dingo rispetto al cane attuale, perché in sostanza quando poi gli europei sono arrivati a colonizzare l'Australia, partendo poi dalla zona qua della costa est, Sydney, hanno portato cani che sono andati avanti in Europa nella loro storia evolutiva insieme all'uomo e quindi si distinguono molto bene dal punto di vista genetico. Quindi la parte che vedete in rossa sono i dingo puri, cioè quelli che hanno ancora dei geni molto simili a quelli che sono stati importati 5.000 anni fa. Qui il grado di purità del dingo è praticamente nullo perché si è ormai mischiato con il canis familiaris che hanno portato gli europei fino all'800 e alla fine in questo lavoro quello che viene concluso è che anche il dingo è comunque un canis familiaris, semplicemente è uno dei primi rami di domesticazione che è stata fatta dei cani in questo periodo storico. E l'ibridazione tra le varie specie diventa un po' un problema dal punto di vista gestionale, perché quando uno cerca di conservare l'integrità e la purezza di una di queste specie, tipo il lupo, se il lupo si mischia nuovamente con i cani, andiamo a perdere quella purezza genetica della specie e quindi questo comporta la vanificazione di qualunque intervento di conservazione. Gli effetti del processo di domesticazione riguardano non solo aspetti comportamentali, ma soprattutto aspetti morfologici. Qui a sinistra avete la testa, il cranio di un maiale, una razza che ha un cranio un pochino compresso, qui avete un cinghiale, quindi vedete una morfologia completamente differente. Ma queste alterazioni vanno ben oltre la dimensione degli organismi che possono essere selezionati a seconda dei lavori in base alla taglia, ma comune a tutte le specie domesticate ci sono ad esempio la depigmentazione. Tutte le specie che sono state in qualche modo domesticate presentano delle chiazze, delle macchie bianche, non hanno una livrea, un manto uniforme come le specie selvatiche. Hanno le orecchie pendule piegate verso il basso, hanno la coda riccia, hanno delle caratteristiche uniche a prescindere dal fatto che siano canidi, bovidi, equini, quindi qualunque sia l'organismo, vi sono queste caratteristiche particolari e tutti sono docili. Quindi tutte le specie che sono state domesticate, che l'uomo utilizza, hanno questa caratteristica, questa docilità. E il problema è che per tanti anni tutti questi elementi sono stati studiati in maniera singola. Quindi ad esempio il differente manto, le macchie bianche sono state spiegate come un tentativo degli uomini del passato di selezionare capi di bestiame con livree particolari in maniera tale che questi potessero essere riconosciuti tra capi differenti e soprattutto rispetto a quelli selvatici. In realtà nessuna di queste spiegazioni era omnicomprensiva. E una decina di anni fa hanno proposto la teoria, diciamo, univoca che permette, alla luce di tutta una serie di studi comparativi fatti su tutte le varie specie, di tracciare appunto la presenza di caratteristiche comuni tra le specie ancestrali e quelle derivate, quelle domesticate, individuando quelle che sono state gli ecotipi domestici selezionati a partire dalle specie selvatiche fino ad arrivare alle razze. Quindi questo è stato fatto su base genetica, caso per caso, quindi come vi ho raccontato per il dingo è stato fatto per altri organismi, in questo caso si riferisce alle vacche,
E qui abbiamo tutte le caratteristiche del manto, del pelame, con vari esempi di chiazze. Anche la cinta senese ha una banda chiara, anche se questa non è una cinta senese. Abbiamo cavalli, dalmata e così via. Quindi abbiamo tutti questi esempi. E tanta parte di questi studi ci è stata data da un russo, Belyaev, che negli anni 50 fece un esperimento unico di domesticazione. Quindi voleva in sostanza dimostrare il processo di domesticazione e si procurò una serie di volpi argentate, una forma melanica della volpe rossa, selezionando due tipologie di volpi da un grosso allevamento, quelle che erano mansuete, quelle che non si spaventavano alla presenza dell'uomo, quindi andando vicino non mostravano segni di stress o di fuga, e quelle che invece erano aggressive. Quindi selezionò e mantenne pure queste due linee, e quello che ottenne dopo svariate generazioni erano volpi mansuete, ma anche con il manto bianco. Queste sono volpi, non sono cani, con le caratteristiche che noi riconosciamo in un cane, però ha fatto tutto il processo di domesticazione partendo da zero in sostanza. E quindi riconobbe questa, lui la chiamava la mutazione star, cioè la comparsa di una macchia bianca sulla testa, sul collo, che caratterizza tanti cavalli, suini, cani, gatti e così via. La trovò nelle volpi, e alla fine, un lavoro di 10 anni fa, dovrebbe aver trovato quella che è la causa che diciamo, riunisce tutte queste cose che abbiamo visto, quindi orecchie pendule, coda arricciata, mansuetudine e manto pezzato, semplicemente con un deficit di migrazione di cellule della cresta neurale. Cioè, durante lo sviluppo abbiamo la creazione di una gastrula, e in questo insomma, questo sviluppo, quando si arriva all'embrione, abbiamo poi una migrazione di alcune cellule della cresta neurale. Se questa migrazione non avviene in maniera completa, o sono poche le cellule che vengono a spostarsi, compaiono quei caratteri legati al collagene e legati ad esempio alla pigmentazione. Il fatto che ci siano le macchie bianche significa che poche cellule sono migrate dalla cresta neurale verso la loro posizione, dove poi producono la pigmentazione. Quindi alla fine, con questa teoria, diciamo, riassuntiva, si riescono a spiegare tutte le osservazioni che sono state fatte, che portano poi alle caratteristiche che abbiamo visto di orecchie pendule, perché c'è la cartilagine più morbida, quindi l'orecchio, anziché stare dritto, si piega e ha questa caratteristica particolare. E adesso c'è una teoria alternativa che è comparsa nel 2023, dove diciamo, non si esclude completamente la presenza anche di questo deficit di migrazione delle cellule della cresta neurale, ma si spiega molto facilmente anche con una mancanza di selezione sessuale all'interno degli esemplari maschi. Quindi qui sono, diciamo, processi differenti che riguardano i maschi e le femmine di una data specie, e questa potrebbe essere, diciamo, una spiegazione alternativa. Comunque sia, alla fine il risultato è lo stesso. Quindi l'uomo è in grado di domesticare delle specie, e in sostanza la caratteristica di partenza è la mansuetudine, e tutte queste altre caratteristiche sono del bycatch. Quindi il fatto che poi gli animali abbiano le orecchie pendule, la coda riccia e il manto pezzato sono legate al fatto che tutta questa serie di caratteristiche viaggiano in sostanza insieme all'aspetto che è quello della mansuetudine. Quindi questa è la motivazione per cui, a prescindere dalla specie, si trovano queste caratteristiche comuni. Concludo dicendo che probabilmente anche la nostra specie è andata incontro a un processo di domesticazione, ma non fatto da un alieno, ma probabilmente ci siamo domesticati, e vi sono varie caratteristiche, diciamo, morfologiche che inducono a pensare a questa cosa. Vi sono lavori scientifici che continuano a uscire su questi aspetti, e un esempio fortissimo ce l'abbiamo confrontando i bonobo e gli scimpanzé, che sono due scimmie antropomorfe molto vicine a noi, ovviamente, ma soprattutto molto vicine anche dal punto di vista geografico. Qui abbiamo i bonobo attorno ai scimpanzé, quindi praticamente sono specie che vivono una vicino all'altra, però hanno società completamente differenti tra di loro,
quindi scimpanzé molto aggressivi, i bonobo non aggressivi, hanno una società basata su interazioni sociali in cui anche lo scambio sessuale serve a dirimere i conflitti, quindi è una società molto particolare, e questo ha comportato, nonostante l'affinità genetica enorme, morfologie completamente differenti. I bonobo molto più cioè, molto meno robusti rispetto agli scimpanzé, quindi questa mancanza di aggressività si traduce anche in caratteristiche morfologiche particolari, e l'uomo apparentemente è andato incontro a una transizione tra caratteristiche di grossa aggressività verso la situazione attuale, in cui anche la distinzione tra maschi e femmine non è così facile dal punto di vista scheletrico. Ad esempio siamo praticamente identici, abbiamo delle minime differenze che possono essere riconosciute ma non così elevate. Quindi se vi dovesse interessare a questo aspetto, c'è un libro bellissimo, Il paradosso della bontà, che racconta proprio la nostra cattiveria che nel tempo è andata scemando attraverso questo processo di autodomesticazione, e quindi c'è questo paradosso: siamo buoni e cattivi, ma a seconda delle situazioni non abbiamo perso, diciamo, la nostra anima cattiva, che purtroppo tiriamo fuori spesso, sì. Quindi noi abbiamo anche la capacità di pianificare la cattiveria. Questa è una delle caratteristiche purtroppo che ci rende estremamente unici nel panorama di specie viventi. Quindi spero di avervi incuriosito con questa ultima parte riguardo la domesticazione, e sono qui per altre domande se volete. Grazie. Grazie Stefano, ci hai fatto fare un viaggio nel tempo, quasi come se uno Sherlock Holmes cominciasse ad andare a indagare tra le ossa e pezzettini di ossa per capire lo sviluppo, l'evoluzione di una certa specie o di un gruppo di animali, e anche dell'uomo in questo caso. Però questi studi, che inizialmente potevano sembrare semplicemente una raccolta e catalogazione di pezzettini di ossa, ci dicono un sacco di cose, come è dimostrato. Ci dicono come si comportavano, ci dicono come vivevano, quali erano i rapporti, le interazioni tra animali e tra animali e uomo più tardi. Quindi sicuramente un aspetto di un approfondimento interessante dell'archeozoologia che sicuramente si sta sviluppando e sta andando avanti in maniera egregia. Se c'è qualche domanda, abbiamo ancora qualche minuto, se avete qualche curiosità. Sì? Grazie. Sì, vorrei sapere, il lupo non abbaia, no? Sì, è una caratteristica che è tipica del lupo, perché appunto è selvatico, quindi è una delle caratteristiche che non ha. Quindi c'è anche questa differenza, oltre a quelle comportamentali. Sono molte le caratteristiche, quindi sono andato velocissimo, diciamo, nell'elencarle, però nelle caratteristiche comportamentali vi sono delle differenze marcatissime tra i due. Il dingo invece abbaia? E il dingo è un canis familiaris, quindi non l'ho mai visto, diciamo, in diretta, però dovrebbe abbaiare, perché dalla definizione che danno è un canis familiaris, quindi non è più un canis lupus, quindi è già specie domesticata, anche se separata da quella attuale. Quindi questa è la conclusione dei ricercatori, lo studio è proprio di pochi anni fa. Ci sono altre domande? Altri chiarimenti? Sì? Prego. Tanto grazie per la bellissima conferenza, estremamente interessante veramente. Sulla conclusione, volevo il discorso che l'Homo sapiens sapiens sia buono, qualche dubbio magari ce l'ho, ma comunque questo si potrà vedere in futuro, anche se ho letto da qualche parte, ma forse così un po' sull'attamente, che c'è una differenza tra l'uomo di Neanderthal, che è diverso, no? Tra l'uomo sapiens sapiens, e che forse, ho letto, ma non so se è corretto, l'uomo di Neanderthal è stato, diciamo, soppresso o eliminato dall'Homo sapiens. Questa tua conoscenza è vera, andrebbe contro un po' il discorso della bontà, tra virgolette. Allora, più che un'eliminazione è stato
un mix, perché di fatto noi siamo un ibrido, perché noi abbiamo geni di Sì, ma Neanderthal. in percentuale piuttosto bassa. Sì, bassa perché è legata a tanti fattori, ma anche alla tipologia diciamo di interazione che c'è stata. E comunque non siamo solo con geni di Neanderthal, ma abbiamo anche i geni dei denisoviani, l'uomo denisova. Quindi alla fine parlare di specie, sottospecie è difficile, perché è come... sono concetti che non si possono applicare come fossero bianco e nero, c'è una scala di grigi più o meno ampia, e quindi l'ibridazione rimane sempre una caratteristica possibile. Se la separazione tra queste popolazioni non è così elevata da impedire per qualche motivo fisiologico, di riconoscimento, comportamentale, qualunque sia la motivazione dell'accoppiamento, si possono produrre ibridi fertili o non fertili. Se si producono ibridi fertili, abbiamo praticamente la nascita di una nuova specie. Quindi E questo saremmo praticamente... noi saremo un ibrido se siamo, diciamo, il risultato di interazioni probabilmente multiple, perché anche qui c'è la tendenza a semplificare molto, come se fosse arrivata una popolazione di sapiens dall'Africa e si fosse ibridato una volta con i Neanderthal che erano presenti in Europa. Chissà quante volte è avvenuto, chissà in quali aree e con che percentuali. Quindi alla fine è molto complessa. è molto complessa, e ogni studio che viene fuori, che viene pubblicato, aggiunge un tassello a questo mosaico di situazioni, ma questo avviene in tutte le specie animali. Infatti l'ibridazione, c'era un lavoro di Science del 2016, il titolo era Shaking Up the Tree of Life, quindi scrollata all'albero della vita, perché adesso che abbiamo la possibilità di sequenziare tutto il genoma, vediamo che pezzettini di genoma li abbiamo presi da altre specie, diciamo così. E il processo è molto più comune rispetto a quanto si potesse pensare in passato, perché uno aveva l'idea che l'ibrido fosse sempre sterile. Non è così, l'ibrido può essere fertile, e quindi se abbiamo un ibrido o una popolazione di ibridi che poi si automantiene, la creazione di una specie non ha bisogno di attendere i classici migliaia o milioni di anni, ma può avvenire così. Anche i famosi fringuelli di Darwin delle Galapagos, due popolazioni si sono ibridate, è andato un ibrido, cioè due specie si sono, diciamo, andato luogo a degli ibridi che hanno delle caratteristiche morfologiche intermedie rispetto alle altre due specie. Quindi di fatto anche dal punto di vista morfologico è venuto fuori un qualcosa che prima non esisteva. Chiamiamolo specie, è una nuova specie, però diciamo, i dati molecolari ci fanno vedere che la complessità del tutto è molto, molto grossa. Quindi anche quei lavori che fanno vedere tutte le specie di canidi del passato, quindi andando indietro nel tempo, dato che sono passati milioni di anni o decine di migliaia di anni, è probabile che le modificazioni siano state effettivamente grosse. Si può parlare forse di specie differenti, ma in tanti casi è difficile. E quindi o si ha la possibilità di affrontare il discorso su base genetica, e quindi uno può calcolare le percentuali o contributo di un pool di geni rispetto a un altro, allora si può arrivare a una considerazione diciamo, più o meno corretta e definitiva. Se manca la parte molecolare è difficile da dire. Quindi noi sappiamo sicuramente come è fatta la popolazione attuale, sappiamo che ad esempio tutti i melanesiani, la parte sud-est asiatico, polinese, eccetera, ha una componente maggiore di denisoviani, perché l'ibridazione è stata maggiore nell'area asiatica rispetto a quella europea, però anche noi abbiamo dei denisoviani, dei geni denisoviani al nostro interno, quindi è proprio un mix di specie differenti. Io adesso ho difficoltà a parlare di specie, perché dovessi definirla pur da zoologo avrei dei problemi, perché in ogni caso bisognerebbe disporre dei dati molecolari per poter dire perlomeno la preponderanza di una tipologia di genere rispetto a un'altra. Scusa, hai parlato a lungo della questione della domesticazione del cane, no? Hai fatto una lunga... Sì. E il gatto, così mi è venuto il dubbio. No, sì, diciamo, ho preso la storia del cane, si può fare per le capsi, sì, ci sono, l'hanno raccontato. Scusa, mentre per il cane io vedo che c'è una motivazione anche utilitaristica nel caso della domesticazione, del gatto non lo vedo. Quindi no, il gatto è più estetica, non siamo mai andati a caccia con i gatti. No, li abbiamo usati però per esempio per dare la caccia ai topi e ai ratti, sì, quello sì, diciamo, sono specie che comunque abbiamo ottenuto vicino a noi perché c'hanno vantaggi molteplici, cioè un gatto acchiappa tutti i topi in circolazione. No, quindi c'è anche una motivazione di quel tipo. Non abbiamo mai creato un gatto da guerra come il Canis Pugnax romano, quindi il cane è andato oltre qualunque livello, perché poi abbiamo imparato a sfruttare anche caratteristiche inizialmente non selezionate, perlomeno in maniera cosciente. Sicuramente i cani che accompagnavano i nostri antenati nella caccia
se addestrati bene, riportavano la preda come facciamo adesso. Noi non possiamo ricostruire con questo dettaglio perché sono fotografie che non abbiamo, però abbiamo i cani che accompagnano l'uomo da 30.000 anni, quindi questo è sicuro. Quindi anche se i nostri antenati non erano consapevoli dell'olfatto, non conoscevano i meccanismi, sapevano l'utilità del cane. Quello che noi facciamo adesso con i cani da guerra e i cani molecolari è semplicemente portare all'ennesimo grado di addestramento per il riconoscimento di molecole specifiche legate, non so, ai soldi, agli esplosivi, alla droga, la capacità incredibile che hanno i cani dal punto di vista olfattivo di riconoscere, se opportunamente addestrati, molecole specifiche. Quindi ormai i cani veramente sono un tutt'uno con noi, quindi a parte i kit, c'è il maglioncino colorato che qualcuno può, diciamo, divertirsi a mettere al cane così di famiglia, ci sono proprio kit apposta per quelli militari, sono quelli più incredibili per la gestione dei cani, addirittura col lancio, col paracadute, quindi sì. Bene, grazie. Grazie. Se non fosse una domanda... Sì. Dopo? Ok. Allora, se non ci sono altre domande, sì, allora ancora una, siamo un po' in ritardo, ma comunque ci stiamo. Volevo solo chiedere, la domesticazione è partita per aspetti, diciamo, utilitaristici, insomma, cos'è? Oppure dal punto di vista, diciamo, del cibo, come per procurarsi cibo? E perché il cane poi è diventato, almeno per la nostra mentalità, un tabù mangiare il cane? Ma è tabù, diciamo, qua da noi. Tabù, Sì, per noi, sì, per noi. in altre regioni tuttora viene comunemente utilizzato senza parlare. Adesso non mi ricordo il nome della razza, ma in Sud America era stata, come ho citato prima, una razza di cane che praticamente è privo di pelo, proprio perché era più facile, diciamo, da gestire dal punto di vista così della cottura e della gestione. E stabilire come sia partito il processo è difficile da dire, però ci sono i feral dogs, cioè i cani che girano attorno agli accampamenti o alle città, che sono una via di mezzo tra, cioè non sono sicuramente domesticati, ma sono selvatici o rinselvatichiti, che fanno vedere quello che probabilmente è successo all'inizio. Quindi erano individui che in qualche modo si avvicinavano agli accampamenti perché c'era magari cibo, odore di carne, e poi probabilmente lì è partito non una, ma chissà quante volte il processo di avvicinamento, quindi diciamo, l'addomesticamento in primis e poi la domesticazione in seconda battuta in vari posti differenti, fino ad arrivare poi a una completa domesticazione della specie. E questo è difficile da stabilire perché non abbiamo, diciamo, elementi, possiamo solo supporre in base a quello che vediamo comunemente come succede. Questo può capitare anche adesso, comunque abbiamo i cinghiali che vengono, cioè, diciamo, vicino alle città perché ci sono rifiuti abbandonati, quindi sono specie che vengono attirate dall'uomo per la presenza di cibo. Io ho visto, diciamo, delle razze di maiali comportarsi come dei cani, che completamente, diciamo, domesticati, vengono, non dico facciano, cioè, fanno quello che possono, diciamo, però sono molto affettuosi, vengono vicini, ti toccano, cose che non mi era mai capitato di vedere, quindi l'animale addomesticato ha tutte queste caratteristiche gradite all'uomo, e se questo viene portato poi su scala ampia, temporale, spaziale, abbiamo la domesticazione completa. Quindi probabilmente è partito così da un'interazione estemporanea legata al momento in cui l'uomo creava degli accampamenti, comunque delle zone dove circolava del cibo, perché altrimenti non ci sarebbero state interazioni specifiche, quindi è difficile immaginare che l'uomo sia andato a catturare individui adulti, può aver trovato dei cuccioli abbandonati e può averli allevati così per gioco, e questa cosa chissà quante volte è avvenuta. Quindi probabilmente un mix di tutti questi processi. Bene, grazie ancora al professor Schiaparelli per questa interessante... Direi che si potrebbe anche parlare di archeoetologia, no? Sì, diciamo lì bisogna anche se supporre tanto perché non salire dei abbiamo... fossili, sì, l'etologia, però sicuramente l'archeologia aiuta a immaginare tipo anche come sì, anche i cagnetti piccoli che accompagnano i centurioni, cosa proprio di questi giorni, nessuno l'avrebbe mai immaginato, però sì, nella cultura dei romani questi cagnetti piccoli erano proprio un qualcosa avevano di un'utilità. prezioso e gradito a prescindere dal Certo. sesso, dal rango sociale. Quindi
Grazie ancora, grazie A voi. e grazie a voi. La prossima Grazie. conferenza giovedì 6 giugno, il professor Ferdinando Fasce parlerà di un americano alla corte di Re Artù, Mark Twain e il Medioevo. Quindi passiamo a un argomento diverso di lettere, non per questo meno interessante, e che riguarda la serie di conferenze sul tardo Medioevo che abbiamo fatto presso questa accademia. Grazie a tutti e arrivederci.